Relazione del compagno Enrico Partel al segretario della sezione ferroviaria del Partito Comunista Italiano di Treviso, Angelo Decima, 10 giugno 1945. Tristi giorni quelli del settembre 1943. Al solo pensiero un nodo di pianto mi sale alla gola. Io ero in servizio quale operaio nel deposito locomotive di Treviso, presso i binari di corsa dove transitavano i convogli che trasportavano i nostri fratelli internati in Germania. Erano lunghi, interminabili treni composti di carri bestiame, entro i quali i nostri soldati in piedi, schiacciati l'uno contro l'altro, aggrappati alle feritoie di finestrini, guardavano fuori con lo sguardo vuoto e smarrito, sembravano chiedere il perché di quelle loro tribolazioni. Poveri fratelli nostri, traditi e venduti, povera carne umana, rinchiusa, asserragliata, avvilita, depressa, senz'aria, senz'acqua, senza cibo, senza speranza di ritornare a rivedere i loro cari. Noi operai del deposito, all'arrivo dei convogli, si accorreva con calzoni, giacche, tute e berretti unti, con lame di seghetti, scalpelli e ferri che sarebbero serviti per rompere e staccare le griglie dei finestrini o fare un buco nel pavimento per scappare al momento opportuno. Chi porgeva loro l'acqua da bere, chi raccoglieva i biglietti di prigionieri, brevi messaggi che racchiudevano un saluto, un singhiozzo represso, un bacio per la madre e per il tenero bimbo che forse non avrebbero più rivisto. Altri, i più rischiosi, aspettavano il momento opportuno, eludendo la vigilanza degli sgherri armati, alzavano il gancio oppure aprivano le porte del carro per farli scappare. Un episodio di questa tragedia nostra mi rimane impresso nella memoria. Un compagno nostro che lavorava fuori di messa ci avvisò che un convoglio di prigionieri stava arrivando in stazione. Con qualche indumento di lavoro, chi con qualche attrezzo, a gruppetti ci avviammo verso il treno che stava rallentando la sua corsa. Un po' scossi rimanemmo a vedere la situazione per decidere sul da farsi. Il treno era composto di molti carri e una parte sola era prospiciente la banchina. Il rumore di ferraglia e lo stridore dei ceppi sulle ruote non era cessato che una folla di persone di ogni ceto si affannava a chiamare, a gridare un nome, a chiedere informazioni con la brama di conoscere un volto. Voci emozionate di donne, di mamme, di fratelli si confondevano, si vedevano segnati nei volti, si sentiva nell'aria l'angoscia, il dolore. I prigionieri, aggrappati alle griglie dei piccoli finestrini, guardavano la gente, questa folla ansimante con occhio smarrito, e non sapevano rispondere alla valanga di domande che a loro venivano rivolte fra il vocio assordante. Forse non vedevano, non capivano, la loro mente era sconvolta dalla tragedia che li aveva travolti. Gli sgherri delle SS tedesche, di scorta, si erano spostati verso la testa del treno dove era radunata maggiore folla. Una donna del popolo, anziana, ansimante e pallida, passava di carro in carro guardando verso i finestrini e chiedendo, non aspettava nemmeno la risposta, tanto era la sua ansia. Nel penultimo carro si aggrappò con tutte le sue forze alla porta, tentando di aprirla. Ma la porta non scorreva e il suo volto era diventato rosso di brace per lo sforzo. La porta non cedeva. In quel momento non compresi il rischio e senza guardarmi attorno mi attaccai alla maniglia con tutta la mia forza. Sentivo la mano della donna che tremava dal convulso. La porta, cigolando sotto lo sforzo estremo, si aprì lentamente. Volsi lo sguardo intorno, era via libera. Più lontano le grida confuse della gente e degli addetti all'organizzazione cittadina di assistenza che chiamavano i prigionieri ai finestrini per offrire frutta, pane e vino. La porta era aperta. Mi chinai per vedere da sotto i carri se ci fosse qualcuno della parte opposta. Il momento era propizio e invitai i soldati prigionieri a scendere subito. Erano un po' indecisi. Dicevano che a Castelfranco, in un tentativo di scappare, 2 compagni erano stati uccisi e 1 ferito. Più distante si sentivano i colpi di pistola e raffiche di mitra, sparate in aria per intimorire. Eravamo un po' abituati, noi del deposito locomotive, a queste manovre. E l'incertezza era grave. Bisognava decidere. Gridai imperativamente di scendere e di scappare perché il momento era buono. Incitati dalla mia voce, decisi, precipitarono a gruppi giù dal carro.
montando l'uno sopra l'altro e scappando in ogni direzione, passando sotto un treno merci che si trovava fermo nel binario vicino. Nel frattempo, un treno con materiale di guerra e carri armati leggeri si fermò nel binario attiguo. Un soldato di questo convoglio, visti i fuggitivi, prese la mira e sparò 3 colpi di rivoltella. A 3 passi da me vidi stramazzare al suolo uno dei nostri soldati. Accorsi subito accanto al caduto, sbottonandogli la giubba. 2 colpi gli avevano trapassato il petto e uno lo aveva colpito la testa. Un fiotto di sangue usciva dalla bocca semiaperta, irrorando la ghiaia unta del binario. Vidi tutto confusamente intorno a me. Ricordo che un tedesco disse freddamente la parola caput, come niente fosse. Altri compagni attorno a me, Bragantini, Lavader, Pontello, Comin, Bacchiega, piangevano. Giunta una barella, caricammo il corpo sanguinante e adagio fra i sassi dei binari ci recammo al posto di pronto soccorso. Fra la folla accorsa atterrita e piangente si distinguevano singhiozzi soffocati al mormorio dello sdegno e della maledizione. Era l'odio del nostro popolo contro l'invasore che nasceva. Giunti alla Croce Rossa, altri soldati si trovavano feriti, altri morti, raccolti dai carri e altri ancora in condizioni deplorevoli per le sofferenze subite. Questa visione di dolore e di morte metteva nell'animo un'angoscia indescrivibile. Da un amico del nostro povero soldato, che si trovava nello stesso carro, seppi che questi era richiamato da 6 anni e che aveva combattuto in diversi fronti. Quale male aveva fatto? Quali le sue colpe, se non fosse la colpa di essere stato ingannato, come è stato ingannato tutto il nostro popolo da un regime falso e corrotto? Questo popolo prostrato da una orribile tragedia chiede ora giustizia e libertà. Chiede di essere guidato da un governo che rappresenti la volontà del popolo lavoratore e che il rosso del sangue sparso sia il colore della nostra bandiera di combattimento e di vittoria. Enrico Partel, Treviso, 10 giugno 1945.